Il calabrese professor Raffaele Bruno, direttore del Centro di Malattie Infettive Università di Pavia, tra i primi 50 medici ai quali verrà iniettato il vaccino anti-Covid. Aspettavo questo momento, in tutta Europa ci saranno le vaccinazioni e ovviamente anche qui dove lavoro io in Lombardia saremo uno dei centri che vaccinerà. Noi siamo centro hub, nel mio ospedale andremo rigidamente in ordine alfabetico, avremo a disposizione soltanto le prime 50 vaccinazioni e poi dal 4 di gennaio, chiedo scusa, partiremo con le vaccinazioni a tutti gli operatori sanitari. Definirei questa data l'inizio della fine, nel senso che chiudere, non è che con la vaccinazione si chiude immediatamente tutto, dobbiamo raggiungere un alto numero di persone affinché ci sia l'immunità di gregge. Quindi io penso che se ci sarà un'adesione convinta alla vaccinazione, ci sarà ovviamente per la prossima estate e il prossimo Natale ci sarà sicuramente la possibilità di passarlo in tranquillità e in serenità. Al momento le varianti non mi preoccupano perché il vaccino che abbiamo funziona anche su queste varianti, quindi al momento non c'è niente da preoccuparsi. La situazione è una situazione ancora purtroppo grave, nel senso che abbiamo più di 500 morti al giorno, i contagi sono alti, in 5 regioni l'RT è superiore all'1, quindi devo dire che la situazione in Calabria è stazionaria, però bisogna stare attenti perché poi bisogna vedere quale sarà il risultato di questi giorni in cui, secondo me, ci sono state troppe deroghe a quelle che erano le direttive. Mi rivolgo ai miei concittadini facendogli i migliori auguri, veramente con grandissimo affetto, con l'orgoglio della mia calabresità e cosentinità. Purtroppo quest'anno non potrò godere del calore unico che si può respirare a Cosenza durante il periodo di Natale, perché purtroppo gli impegni di lavoro e le nuove direttive mi tengono lontano dalla mia Cosenza, però ovviamente con lo spirito ci sono e idealmente abbraccio tutti. E tra i primi a sperimentare il vaccino in Calabria anche il primario del reparto di malattie infettive del Pugliese Ciaccio di Catanzaro, Lucio Cosco. Sicuramente sì, è una data simbolica molto importante perché, come ha detto Raffaele, è l'inizio di un ritorno alla normalità, di cui però qualche mese ci vorrà per tornare alla normalità. Io vedo come uno strumento che mi farà lavorare con più serenità, parlando in modo egoistico, però è un passo importante non solo per me ma per tutti veramente. Dico che bisogna stare molto attenti. Io ricordo che a luglio avevamo 150 contagiati al giorno in Italia, ora siamo a 15, fra i 15 e i 20.000. Questo ci fa capire come la situazione è molto grave e può ripartire, basta un niente perché possa ripartire il contagio e affrontare una terza ondata. Quindi i dati possono essere incoraggianti. Intanto grazie di averci scelto ancora una volta, grazie di essere con noi, grazie a Luca Chito che sta dall'altra parte, grazie ovviamente a Lavorio della redazione giornalistica che quotidianamente svolge per poi entrare nelle vostre case e portarvi le notizie, offrirvi le notizie che accadono soprattutto a quelle che sono le nostre latitudini. Perché il Covid continua a preoccupare? Perché gli indici in 5 regioni, come diceva il professore Bruno, è ancora alto, perché i numeri sono ancora alti, perché i decessi sono ancora alti e perché anche nella nostra regione i numeri restano preoccupanti. Restano preoccupanti come questo che è stato l'anno orribile, l'abbiamo già definito nella scorsa puntata, ma siamo arrivati all'ultimo numero dell'anno e facendo un riepilogo di ciò che è accaduto. È certo un anno orribile soprattutto per il Covid, un anno orribile perché il Covid poi ha già danneggiato ulteriormente quella la situazione fragile di un'economia del Paese, ma di un'economia del Paese con un particolare riferimento a quelle che sono le nostre zone e quindi il centro-sud d'Italia che paga ancora lo scotto di un gap da colmare con quella che è poi la distanza di un'Italia a troppe diverse velocità. E poi c'è la situazione governativa.
relativa alla gestione di Conte, che dovrà tenere botta perché la situazione è abbastanza grave, cioè anche nei ristori l'Italia paga debito, nel senso che ci sono dei ritardi incredibili e che veniamo accusati di non riuscire a spendere i soldi con immediatezza. Questo è un po' non un campanello d'allarme, ma qualcosa che va avanti da molti anni. Bisogna allentare le maglie di una burocrazia, bisogna snellire le pratiche burocratiche, bisogna entrare nelle case degli italiani, aiutare le persone in difficoltà, perché una nazione che non provvederà a utilizzare questo recovery plan come un rilancio e un riequilibrio di quello che può essere un'Italia che deve viaggiare a trazione integrale, che non può più farsi guidare da quelle che sono semplicemente le regioni più sviluppate, con poi le altre che ovviamente arrancano, ma arrancano in finanziamenti pubblici e quindi arrancano anche in servizi. Un anno che è stato orribile per la sanità, che è stato orribile per la scuola, che è stato orribile per il welfare sociale, per le classi più deboli, che è stato orribile per i piccoli imprenditori e che ci auguriamo di poterci lasciare alle spalle, soprattutto utilizzando quelle che possono essere nell'immediato futuro le scommesse da vincere. Le scommesse da vincere per quello che riguarda il governo per l'appunto è l'utilizzo di questi fondi che arriveranno dall'Unione Europea e il riequilibrio di quelle che poi sostanzialmente sono le necessità delle regioni più arretrate. La nostra è una regione più arretrata che si appresta ovviamente, non sappiamo quando perché ci sembra inverosimile la data del 14 febbraio, a rieleggere un consiglio regionale martoriato anche perché la persona che aveva vinto le elezioni, che è Jole Santelli, che ricordiamo anche in questa ultima puntata, noi ci ha lasciato molto presto, lasciando poi una Calabria in ulteriori difficoltà e ci si aspetta poi a dover rieleggere quindi chi ci governerà, con ovviamente le solite promesse, i soliti nomi un po' bizzarri che arrivano, quasi come se la Calabria fosse un posto da conquistare, perché quando non hanno dove andare giungono in Calabria. Ci sono delle ipotesi suggestive che vanno da Sgarbi a De Magistris, ma ancora pare che oltre Tanzi, che ovviamente ha un appoggio anche di una parte della sinistra più integralista, non esistano altre possibilità. Spaccature e nomi che non vengono fuori da parte del centrodestra, da quello che è il centrosinistra, tra virgolette, moderato, e attendiamo che qualcosa potrà accadere, perché certamente quello che è vero è che la Calabria ha bisogno di un governo. Ma torniamo sul pezzo, perché oggi è il giorno del vaccino e su 9.750 dosi date a tutta quanta la nazione, 280 sono in Calabria. Anche nella nostra regione saranno somministrati i primi vaccini nel vaccino Dei, che coinvolgerà tutta Europa, ma sul nostro territorio, nella giornata simbolica, quante fiale arriveranno? Alla Calabria sono state destinate 280 dosi delle 9.750 disponibili in tutta Italia, 280 dosi che noi abbiamo deciso di destinare alle 9 aziende sanitarie ospedaliere e ad una RSA, o meglio, agli operatori di tutte le aziende sanitarie ospedaliere e di una RSA, sempre in maniera simbolica, nel senso che rappresenteranno gli altri operatori e saranno vaccinati presso i 4 hub di riferimento. Quindi nel caso di Cosenza, presso l'Annunziata, saranno vaccinate 30 operatori sanitari dell'Annunziata e 30 dell'ASP di Cosenza, quindi 60 per la provincia di Cosenza. Altrettanto sarà fatto a Reggio Calabria e a Catanzaro presso i 2 hub. Da fine dicembre si proseguirà con il primo step. Dal 28 incomincerà poi la distribuzione, quella periodica, insomma, con consegna settimanale per quello che ci riguarda delle 53.131 dosi che noi approvvigioneremo e abbiamo individuato 6 siti di stoccaggio che sono i 4 hub più i 2 presidi di Vibo e Crotone, in modo da garantire in ogni provincia un sito di stoccaggio, perché è corretto che i siti di stoccaggio, quindi questi frigoriferi a meno 75 gradi, questi ultracongelatori a meno 75 gradi, siano il più vicino possibile al punto di somministrazione. Quindi abbiamo cercato di dare più capillarità nella distribuzione di questi siti di stoccaggio e quindi ce ne saranno a Catanzaro, a Crotone, a Vibo, a Reggio e a Cosenza. Poi da lì ci sarà un'organizzazione
per una distribuzione capillare anche sul territorio, in modo da arrivare anche alla somministrazione presso gli SPOC e anche presso le RSA, perché ricordiamo che in questa fase bisognerà vaccinare tutti gli operatori sanitari dei presidi pubblici e privati e gli ospiti delle residenze sanitarie. In attesa quindi delle azioni concrete del commissario Longo, la sanità calabrese prova a riorganizzarsi, o se non altro di dare una parvenza d'organizzazione. Quindi abbiamo sentito direttamente da Belcastro quello che saranno le azioni da condurre, anche se la confusione regna sovrana con la richiesta di dimissioni per quello che riguarda per esempio un importante presidio sanitario calabrese, che è l'azienda ospedaliera, l'azienda sanitaria di Cosenza. Vengono chieste a gran voce le dimissioni da parte dei commissari. Ma qual è stato l'incidere del Covid-19, della pandemia su quella che è l'economia già fragile della nostra regione? Beh, in un'industria dà i dati, perché il 40% delle imprese rischia di chiudere. La pandemia ha messo in ginocchio molti imprenditori, fra questi i titolari degli alberghi che non hanno riaperto dopo il lockdown e che rischiano il default. La crisi economica causata dal Covid sta mettendo in difficoltà tutto il sistema delle imprese in Italia. Si calcola che oltre il 40% delle aziende sarà costretta a chiudere per sempre nei prossimi mesi. I ristori predisposti dal governo e dalla nostra regione purtroppo sono assolutamente insufficienti e sono poco risolutivi per affrontare questa crisi pandemica. In particolare nella nostra regione la situazione causerà un vero e proprio effetto domino, con la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro tra indotto e diretto, purtroppo. E dalle industrie quindi, dalla crisi e dalla chiusura, dal rischio di chiusura, da quelli che hanno già chiuso, si passa alle persone, perché questo è il cerchio. Quante persone hanno perso il posto di lavoro, quanti stagionali non lavorano più, quanti precari non lavorano più? Questo è il vero dramma. Ma sentiamo quello che accade in Calabria nei prossimi 2 servizi a proposito di necessità, difficoltà, ma anche di solidarietà. In Italia ogni anno il 15% della produzione alimentare viene sprecato e ogni giorno il Banco Alimentare recupera le eccedenze da molteplici donatori della filiera agroalimentare, riducendo così lo spreco e dando agli alimenti ancora buoni un nuovo valore. Il Covid ha colpito in modo subdolo le famiglie calabresi, minando non solo la salute, ma mettendo a dura prova anche l'economia, e così il Banco Alimentare si è dovuto adattare alle dure restrizioni dettate dalla pandemia per non lasciare soli chi ha più bisogno. Questa pandemia non ha fatto che acuire una situazione già provata di suo. E i numeri, noi riusciamo a raggiungere attualmente circa, credo, 140-150 mila persone, con un aumento del 30-40% in più rispetto all'anno scorso. Il Banco Alimentare raccoglie e accoglie i beni. Come vi siete riusciti ad organizzare per la raccolta quest'anno? Abbiamo fatto delle card, quindi la gente prendendo questa card poteva fare una donazione. L'operazione, diciamo, è riuscita abbastanza bene, anche se chiaramente non sono gli introiti degli anni passati. In Calabria sono 533 gli enti caritatevoli che ad oggi fanno parte del circuito del Banco Alimentare e che periodicamente ricevono generi alimentari di prima necessità, con particolare riguardo per le persone anziane e per i bambini, anche se dopo la pandemia qualcosa è cambiato. Possiamo parlare di nuovi poveri, direttore? Purtroppo sì, è una fascia che si sta ampliando, che si sta allargando, e sono tante persone a volte veramente impensabili, nel senso che abbiamo testimonianze di gente che prima non si avvicinava nemmeno a questo mondo, a questo bisogno, no? E che si è trovata all'improvviso ad avere queste difficoltà, cioè di mettere insieme il pranzo con la cena. Lei da dove viene? Da Paterno Calabro. Inizialmente erano ben più poche, erano circa 20 famiglie, oggi sono quasi 50 famiglie. Il coronavirus ha inciso tanto, perché comunque i lavoratori che comunque tra virgolette davano una mano, il muratore, l'elettricista, si è trovato senza supporto. Piccole e grandi testimonianze di come un gesto così semplice può rappresentare una grande occasione che cambia la vita non solo di chi riceve, ma soprattutto di chi dà. Bisogna farlo col cuore, non pensando che è un lavoro, lo deve fare per
dedizione, perché lo senti di farlo, se no, non puoi fare volontariato, perché volontariato non vuol dire solo pacco alimentare come ho sempre detto, ma stare vicino a chi ha bisogno, con una parola di conforto, andare a trovare gli anziani, anche un piccolo gesto, andare al supermercato come facciamo noi a fargli la spesa, portare i vecchietti con te per mano, questo vale più di qualsiasi cosa. Questo è il Natale, solidarietà, amore e condivisione, e nella prova la sede della Terra di Piero a Cosenza stracolma di doni, le scatole scaldacuore, un progetto di solidarietà per donare a chi ha bisogno e per dare un po' di gioia ai meno fortunati in questo periodo particolarmente difficile, ma pur sempre natalizio. Questa è un'isola davvero di civiltà probabilmente, la situazione è difficile perché è difficile in tutta Italia, però qua è un poco meno difficile perché c'è tanta solidarietà da parte dei cittadini di Cosenza che hanno trovato un punto di approdo proprio in questo posto. Ieri sera c'erano migliaia di scatole, adesso le stiamo distribuendo, sono scatole scaldacuore, ma soprattutto sono mani che si tendono verso le persone che hanno un poco più difficoltà rispetto a noi. Rispetto agli anni passati la richiesta è aumentata? Sì, è aumentata di tanto, ma non solo delle scatole, che sarebbe diciamo una cosa voluttuaria, ma è aumentata di tanto proprio di cibo. Ci sono i cosiddetti nuovi poveri, purtroppo. Guarda, noi abbiamo iniziato a marzo partendo dai quartieri popolari, quindi via Popilia, Cosenza Vecchia, San Vito, siamo arrivati a via 24 Maggio, via Limena, anche Corso Mazzini. C'è una nuova povertà che fa un poco spavento perché tra l'altro si manifesta con molta più vergogna e quindi è più difficile da stanare, però ci sono dei bisogni che vanno colmati. Domani dalle 10:30, 11 in poi facciamo le uscite, andiamo più o meno su 600 famiglie cosentine dell'Interland, andremo a portare il pranzo di Natale, che sarà primo, secondo, frutta, dolce, contorno e tutto. Un esempio che l'ha toccata in questo periodo, ce lo può raccontare? Sì, ieri è venuto un bambino, l'ho scritto, è venuto un bambino e ha detto: mamma, ma questa è la casa di Babbo Natale, e poi ci sono 3 bambine in tempi diversi hanno detto che questo è il paese del balocco, erano entrati qua dentro nel paese del balocco. Noi come un piccolo tramite, la città di Cosenza, che è una città che sotto questo punto di vista, con tutte le contraddizioni possibili che purtroppo ci sono, però è la città, secondo me, la città più solidale del mondo. Loro sono persone per bene, quindi c'è bisogno di persone per bene nel mondo e nella nostra città. Non è tanto il cibo che si porta, ma quando una mano, e soprattutto diciamo alle persone: non siete soli, non ci siamo anche noi. Il Sud con tutte le sue contraddizioni, la negatività, ma anche i grandi slanci, l'altruismo, la generosità e le positività, quindi ti arrivano con le notizie che ci dà il Banco Alimentare, che ci dà la Terra di Piero, da un punto di vista poi dell'impegno sociale, di un welfare che viene a sostituirsi a quello necessario che dovrebbe pensare, a cui dovrebbe pensare lo Stato centrale, cioè le istituzioni decentrate, ma a cui poi sopperiscono tantissimi volontari e tante persone, come nel caso di Cosenza in particolare, della Terra di Piero, che ringraziamo a nome di tutti coloro i quali negli ultimi 9 mesi di questo anno terribile hanno visto cambiare la loro già precaria situazione economica, perché sono bastati, pensate, 9 mesi, e questi verranno ancora riflessi. Questa storia non finirà così, perché comunque sappiamo che bisognerà aspettare, bisognerà raggiungere l'immunità di gregge, ma bisognerà far sì che il governo possa aiutare la nascita di nuove imprese, un risollevamento delle sorti dell'economia già, ripetiamo e sottolineiamo, così disastrata per quello che riguarda la nostra regione, ma in generale tutto quanto il Sud Italia. Chiudiamo con dei servizi che invece sono relativi a come abbiamo affrontato, cosa è accaduto a partire dal nuovo DPCM e quindi da quando poi nei giorni di festa le nostre regioni sono diventate zona rossa. Scatta oggi, giorno della vigilia, il primo giorno di zona rossa per le festività, senza distinzioni tra regioni. Fino al 6 gennaio però si alterneranno anche i giorni arancioni. In particolare le norme più rigide riguardano i festivi e prefestivi 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, mentre il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio le restrizioni saranno lievemente più contenute. Secondo le regole anti-Covid stabilite per decreto, dunque, non si potrà
potrà uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute e necessità, rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione e poche altre eccezioni. In ogni caso bisognerà giustificare i propri spostamenti, soprattutto se compiuti durante il coprifuoco dalle 22 alle 5, compilando l'autocertificazione. Cosa scrivere? Nei giorni di zona rossa le deroghe principali agli spostamenti sono previste in 2 casi: fare visite a casa di amici e parenti nel numero massimo di 2 persone, senza limitazioni per figli di età minore di 14 anni, persone con disabilità o non autosufficienti a carico, muoversi tra piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nel raggio di 30 km, eccetto i capoluoghi di provincia. In particolare si potranno raggiungere i propri cari nelle loro abitazioni fuori dai limiti del coprifuoco dalle 22 alle 5, esclusivamente diretti verso una sola casa e una volta soltanto nell'arco della giornata. Se venissero fermati dalle forze dell'ordine durante un controllo, le 2 persone invitate nell'autocertificazione che verranno con sé oppure che verrà eventualmente fornita dagli agenti dovranno compilare i campi corrispondenti con le proprie generalità, il motivo dello spostamento, e sarà necessario indicare anche l'indirizzo di partenza e quello di destinazione, proprio per permettere alle forze dell'ordine di effettuare le dovute verifiche. Non sarà però necessario scrivere nel modulo di autocertificazione nome e cognome della o delle persone dell'abitazione che si sta raggiungendo. Durante la zona rossa sarà inoltre consentito fare attività motoria nei pressi della propria abitazione, andare a messe nei negozi di beni essenziali. Anche queste attività rientrano negli altri motivi ammessi. Durante i giorni in zona arancione sarà invece vietato uscire dal proprio comune, fatti salvi motivi di lavoro, salute, comprovata necessità e urgenza. In quei casi si dovrà indicare gli appositi campi nell'autocertificazione. Ma le deroghe valgono anche in questi giorni: una sola volta al giorno, spostarsi per fare visite a parenti o amici in un comune diverso dal proprio tra le 5 e le 22, ma sempre e solo all'interno della stessa regione. È inoltre possibile per chi vive in un comune fino a 5.000 abitanti spostarsi liberamente tra le 5 e le 22 entro i 30 km dal confine del proprio comune, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia. Da oggi dunque maggiori controlli sulle strade da parte delle forze dell'ordine. Bisognerà attenersi alle regole per evitare multe salate che vanno da 400 a 1.000 euro. Fece molto discutere a marzo l'assalto ai treni poco prima che il primo DPCM del Premier Conte dichiarò l'Italia in lockdown. Ebbene, seppure con diverse modalità, registriamo un simile scenario. Biglietti di treni ed autobus per il sud vanno a ruba. Molte corse, infatti, nella settimana prima di Natale erano già sold out. Sono un paio di giorni che stanno arrivando un sacco di persone, pullman sono pieni. Arrivano e vanno anche all'aeroporto per partire. Quindi sono pieni i pullman, sono 2 o 3 giorni che sono pieni. Ci sono i giusti controlli secondo te per i mezzi di trasporto? Secondo me no, non sono sufficienti. Non ti senti sicuro sul lavoro? Assolutamente no. Il Viminale ha annunciato controlli a tappeto negli aeroporti e nelle maggiori stazioni italiane per evitare il temuto ritorno al sud senza regole in vista del Natale in tempi di pandemia. Ma sembra che nella realtà di tutti i giorni tali misure non siano attuate e sia per chi arriva che per chi parte il tampone sia un vero e proprio optional. Non arrivano, nessun controllo e vanno via. Scendono dall'autobus e vanno via. Quindi non c'è un monitoraggio su questa situazione, sulla situazione Covid? No, nessun monitoraggio, purtroppo. E se sono tanti gli studenti e i lavoratori fuori sede che resteranno al nord, lontani da casa, per tutelare i genitori e nonni e per evitare di portare in giro per l'Italia il virus, c'è chi invece nella solitudine di una casa vuota proprio non riesce a stare e decide di scendere al sud. Tant'è che una delle tratte sold out è proprio quella per la Calabria. Da ieri sera si stanno muovendo di più. Sicuro no, perché faccio biglietti, soldi, sicuro non è tanto tranquillo. E anche in questo caso c'è da registrare da parte di alcuni tra i principali vettori l'aumento anche delle tariffe, e questo ci sembra abbastanza scandaloso, soprattutto in un momento grave come questo. Chiaro poi che i controlli poi da qui a 15 giorni capiremo ciò che è il risultato di questo flusso migratorio verso la Calabria, che si è caratterizzato in questi giorni, posto che la Regione ha annunciato, e capiremo anche in questo caso quali saranno i risultati, le possibilità di fare dei tamponi gratuiti per chi arrivava per l'appunto in Calabria. Siamo giunti al punto, al termine di questo ultimo numero dell'anno 2020 per quello che riguarda il settimanale, quindi Seven. Da parte di Luca Chito, mia, ma anche di tutta quanta la redazione, giunga a voi tutti un abbraccio virtuale ma sentito, concreto, vero, sperando di poterci lasciare alle spalle quest'anno terrificante
e di poterci rincontrare nei primi giorni del 2021, speranzosi che qualcosa possa praticamente cambiare, ma che potrà cambiare solo anche attraverso la nostra partecipazione attiva, la nostra consapevolezza, quella che noi cerchiamo timidamente ma con professionalità di portare ogni giorno nelle vostre case. Il nostro palinsesto continua anche nella fine dell'anno, ci saranno tantissime cose che certamente vi invitiamo a seguire. Ci vediamo il prossimo anno.